Parte oggi con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il quarto dei 5 bandi di gara per il programma SHM, Structural Health Monitoring, per il monitoraggio tramite sensori di ponti e viadotti lungo la rete ANAS. Il bando riguarda la fornitura e l'installazione di impianti di monitoraggio strutturale per complessivi 143 milioni di euro. Si tratta di sensori e tecnologie IoT per l'acquisizione on-site dei parametri tecnici. L'appalto riguarda 6 lotti. Nel lotto 1 rientra il Veneto con Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Ad esso saranno ripartiti 29 milioni di euro. L'investimento complessivo del programma SHM è pari a 275 milioni di euro, finanziati dal fondo complementare connesso al PNRR. Il programma prevede 5 gare, le prime 3 sono andate in Gazzetta Ufficiale fra aprile ed ottobre 2022, l'ultima sarà in Gazzetta Ufficiale a breve. Il programma SHM consente un controllo molto più ampio su tutto il processo di monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture. L'acquisizione costante delle informazioni relative allo stato di queste opere consentirà di poter definire processi di manutenzione predittiva. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 12 dicembre. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20.